Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7. Lo ricordo sempre, ci facciamo pubblicità ovviamente. Vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ospite questa sera, come avete già visto, Massimo Bitonci, presidente della Liga Veneta e della Lega Nord. Abbiamo parlato di tante cose del governo a Padova, ora è il momento del referendum che sarà fra pochissimo. Andiamo a vedere il servizio. Poco più di un mese dalla chiamata alle urne, la campagna per il referendum autonomista di Veneto e Lombardia è entrata nel vivo. Per il primo referendum consultivo a base regionale della storia della Repubblica assistiamo ad un totale squilibrio delle forze in campo. La maggior parte sono infatti schierate per il sì, dato che la posta in palio va al di là della vittoria di un singolo partito, ma porta in sé una scossa per le due regioni, destinata a investire l'intero paese. Per capire di cosa si tratta, è bene ricordare il quesito referendario cui i veneti dovranno rispondere sì o no. Vuoi che alla regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Essendo un referendum consultivo, vincesse il sì, il governatore del Veneto, così come quello della Lombardia, potrà portare proposte di autonomia fiscale o legislativa al governo di Roma. In gioco quindi una sorta di mandato popolare per portare nuove regole nei rapporti con lo Stato. Chi vuole dica di no. Cioè, io dico, finisco la domanda, chi vuole dica di no. Cioè, io credo che uno dice non vado a votare per dare contro a Zaia, ma chi vuole dica di no a una proposta del genere. Il tema sicuramente non sarà quello del risultato in termini di voto, cioè se vince sì, se vince no, diamo già per scontato, insomma. Ma anche quelli che non vogliono dire che vince sì, ci sarebbe una cosa in Veneto molto attinente a questo, mentre non si può dire che solo una M puntini non va a votare per un referendum del genere che è per a favore dei veneti. Ma il tema sarà ovviamente l'affluenza, perché purtroppo negli ultimi anni c'è stata una diminuzione importante dell'affluenza anche alle amministrative. Cioè, purtroppo anche alle ultime amministrative va a votare quasi il 50% della gente, tante volte anche meno del 50% della gente. E allora il tema sarà quello di informare bene le persone e fare in modo che la gente non pensi che sia tutto già fatto e che quindi dice ma cosa vuoi, andranno tutti a votare per cui anche se oggi non vado a votare io non... No, invece ecco il primo appello che faccio questa sera, perché facciamo centinaia di serate in giro, ecco, tutti noi, da chi ha ruoli nel partito ai consiglieri regionali, a chi tecnici che parlano del referendum, avvocati, costituzionalisti, un po' di tutto, per spiegare bene cosa vuol dire questo tema referendario e questo referendum, perché un'occasione di questo tipo storicamente non c'è mai stata e non si ripresenterà mai più, perché Luca Zaia, il nostro governatore, l'ha già detto, cioè non venitemi più a chiedere niente se il 50% dei veneti non vanno a votare per la propria autonomia, per casa propria. Cioè non venitemi il giorno dopo a chiedermi che bisogna avere più autonomia. Perché se c'è un'occasione, io lo dico seriamente a quelli che ci seguono stasera, io spero che ci segue stasera, anche chi è contrario vada a votare, votate sì, ma chi è contrario dica le proprie ragioni, si faccia magari spiegare, magari contattateci, diteci perché siete contrari e noi vi spiegheremo perché. E come l'altra sera che abbiamo avuto un incontro a Noventa dove c'eravamo io e c'era anche il presidente del PD che è Bisatto, il sindaco del Noventa, il presidente del Veneto, ecco, in cui lui ovviamente ha portato le ragioni sue del sì, diverse dalle mie, e io gli ho spiegato le mie del sì, diverse dalle sue, quindi chi ascoltava ha potuto sentire le ragioni di uno e dell'altro, va bene, in qualsiasi caso. Cercate di informarvi bene, cercate di essere presenti, cercate di andare a votare, cercate di portare tutti a votare, perché c'è gente magari che non ha
disponibilità, anziani, cercate di fare questo, di portare le persone a votare, perché è importante per il giorno dopo, per il giorno prima e per il giorno dopo. E adesso spieghiamo anche le ragioni, no? Faccio una domanda. L'appello che sta facendo è sicuramente corretto, però dico, Massimo Bitonci, se la gente non è andata nemmeno a votare per il sindaco della propria città, vedi Verona, dico Verona, è andata... Sì, è metà anche Padova. È metà anche Padova. È difficile che la gente riesca ad andare a votare per un referendum. Io non so con che meccanismo uno... È giusto andare a votare, e questo non c'è dubbio, ma non so con che meccanismo uno convince la gente ad andare a votare quando per eleggere il primo cittadino della città va mezza città. Perché questo è uno di quei casi in cui si va a votare sì un referendum consultivo, ma dare una grande spinta, una grande forza al governatore Zaia per andare a, come è scritto nel quesito referendario, a concordare ulteriori livelli di autonomia per il Veneto. Allora non è che possiamo sempre lamentarci dopo, come nel servizio che abbiamo visto anche, che magari si dice residuo fiscale. Ho capito il residuo fiscale, ma in Veneto rimane poco, ma la provincia autonoma di Bolzano ha una tassazione, buona parte della tassazione rimane nel proprio territorio. Allora noi diciamo, è inutile, finiamola di lamentarci, c'è la possibilità veramente, perché Zaia ha le idee molto chiare, quali sono le cose da andare a chiedere a Roma. Non è solo un tema fiscale, anche se questo ovviamente un po' è tema del referendum e anche no. I temi sono anche altri, il tema è l'istruzione, va bene? Allora, io parlo da figlio di una mamma nata a Merano, va bene? E quindi sotto la provincia autonoma di Bolzano, va bene? L'autonomia delle province a statuto autonomo come quella di Trento e di Bolzano, soprattutto quella di Bolzano, ha un'autonomia che è completamente diversa da quella della Regione Veneto. Istruzione, il 100% dell'istruzione, 100%, non 99%, 100% dell'istruzione è di competenza della provincia autonoma di Bolzano, va bene? Il 15% è competenza della Regione del Veneto. Un tema, adesso vi chiarisco un tema di cui uno dice non c'entra niente come l'autonomia. Secondo voi la sicurezza c'entra con l'autonomia? Uno dirà no, non c'entra niente, stai dicendo una stupidaggine, Bitonci. Invece se tu vai a guardare, va bene, la provincia autonoma di Bolzano, le spese relative al tema sicurezza sono per il 53% a carico della provincia autonoma di Bolzano, va bene? Mentre la Regione Veneto si parla di qualche punto percentuale. Allora capite, anche in temi che voi pensate che non c'entrano niente con l'autonomia, c'entrano moltissime con l'autonomia. Vi dico un'altra cosa, formazione. I nostri giovani, delle persone che perdono il posto di lavoro. Allora, provincia autonoma di Bolzano. Lui dice, ma mi parli sempre di Bolzano? Sì, vi parlo di Bolzano perché non è che faccio riferimento con la Sicilia. Ma può fare la Val d'Aosta, però è uguale. Dove le spese, magari i soldi vengono utilizzati male. Vi farò l'esempio con chi è più vicino, Trento e Bolzano, va bene, dove i soldi vengono utilizzati bene, non male, va bene. Allora, formazione. Il 100% della formazione è a carico di Bolzano, va bene? Da noi poco. Perfetto. Contributi alle imprese, anche questo. Ma cosa stai dicendo, Bitonci? Contributi alle imprese è un tema nazionale, cosa c'entra la Regione Veneto? La Regione Veneto ovviamente ha delle proprie società, va bene, Veneto Sviluppo e così, che fa attività pro, i fondi di garanzia e così. Però il 100% dell'attività relativa ai contributi per le imprese passa attraverso la... Ma allora, insomma, adesso io ho fatto gli esempi estremi, dopo ci sono quelli mediani, no? Ma guardi che siamo tutti d'accordo che è assurdo. Allora, quando uno mi viene a dire che è un referendum consultivo
che non serve a nulla, io gli rispondo: stai prendendo in giro tu la gente, non noi, va bene? Perché in tutti questi anni non è che il governo del Veneto non ha tentato di andare a parlare con Roma, è che a Roma le porte erano chiuse, mentre se tu vai con un'investitura di carattere popolare che è sancita dalla Costituzione, perché ricordiamo che la Costituzione, l'articolo primo, dice delle cose estremamente precise, va bene, che la sovranità è del popolo che le esercita, va bene, anche attraverso il referendum. Perfetto. Quindi quello che dice alcuni della sinistra dicono delle cose che sono delle stupidaggini. Lo sa ecco. quanti referendum Magari il sistema fosse anche comunale più referendario. Lo sa quanti referendum abbiamo visto di togliere i soldi ai partiti uno per tutti e poi non sono stati. Vabbè, ma il colpa è del governo che non è di chi vota il referendum. Però abbiamo visto molti referendum che poi non sono mai stati applicati. Vabbè, ma non sei mica il problema di chi lo propone il referendum, ma di chi non lo mette in atto. La proposta mi sembra che sia ottima, non c'è dubbio, il ragionamento e le spiegazioni che ha date sono anche un ulteriore aumento. La domanda, io non dico non serve nulla, perché nella vita andare a votare serve e serve come. Il problema è che ho la sensazione che questa decisione del popolo veneto, che verrà presa in maniera positiva e se la gente andrà alle urne, ovviamente avrà un senso positivo se al governo ci sarà Salvini. Nel caso in cui non ci sarà Salvini al governo, la strana sensazione che è tempo perso. Ma non potranno far finta di niente, pensiamo alla Scozia. Ma cosa potranno fare? Io sono andato qualche anno fa alla marcia per il sì in Scozia insieme a una rappresentativa veneta. Ecco, o in Catalogna o in anche altre parti d'Europa e del mondo. Ho capito, però se c'è una regione che chiede più autonomia, potrei dirmi no una volta, potrebbe dirmi no un'altra volta, ma dopo insomma con una maggioranza bulgara non potranno dire no. Io mi auguro che il cittadino veneto vada in massa a votare, che voti sì, poi vedremo se non succede nulla il cittadino veneto cosa dirà a Zaia. Zaia vince perché fa vincere il sì. Zaia ha tutte le buone intenzioni di ottenere per il Veneto qualcosa e magari non lo otterrà, molto probabilmente non lo otterrà perché tutte le regioni cambieranno modo di fare politica. Ma non sono così convinto. Però no, ma le chiedo, se non riuscirà ad ottenere... Perché questo è un percorso ovviamente che si comincia, è un percorso che non è un percorso breve, è un percorso lungo. Spieghiamo a chi ci ascolta che deve comunque concludersi con un voto parlamentare, va bene, con delle maggioranze diverse rispetto alla maggioranza semplice, cioè ovviamente di un voto, non basta un voto di differenza, ma sono le maggioranze che servono per le modifiche. Stai dicendo che è una cosa lunga? Ma però è un processo che comincia. Cioè, se tu non lo cominci mai, è processo. No, ma allora si pensi. Però qualche risultatino si pensi, e dico la prima. Si pensi che la legge regionale è del 2014, siamo nel 2017. Anche per fare un referendum ci sono voluti, perché ovviamente il governo ha ostacolato, non voleva farlo, ci sono stati ricorsi, c'è stato contenzioso, perché capite anche la difficoltà del governo che non ha voluto aiutare e ha messo i bastoni tra le ruote, che è una cosa gravissima. Io credo di più a Vespa, non per voler togliere niente a Borile, conduttore e direttore, ecco, però insomma Vespa settimana scorsa, si sa insomma qual è anche e le cose che vengono dette in certi posti e insomma una nota di trasmissione viene chiamata anche la terza Camera. Ecco, ho letto un articolo molto interessante dove il titolo è il referendum per l'autonomia del Veneto, soprattutto quello del Veneto, crea forti preoccupazioni al governo. Cioè hanno paura, hanno paura perché questo, anche dal punto di vista concettuale, scardina quel concetto di centralismo che è stato portato avanti anche dall'ultimo governo, perché non è che in questi anni non si sia lavorato. Io sono stato relatore in Commissione Bilancio, ve ne basta andare a vedere gli atti parlamentari, e quello anche dei decreti attuativi sul federalismo, in particolare uno dei più importanti, quello sul federalismo municipale. Quando ero anche sindaco, ho scritto insieme a Calderoli quelli che erano i criteri per determinare, ed era a quel tempo d'accordo anche l'ANCI, adesso che ha cambiato idea, però era d'accordo anche l'ANCI, perché ovviamente l'ANCI è una confederazione, un'associazione di tipo più romano che locale. Avevamo scritto dei criteri
molto semplici che dicevano un comune può reputarsi virtuoso perché ha un numero di dipendenti rispetto al numero di abitanti. Potete andare a vedere un comune come Padova, delle stesse dimensioni, al sud quanti dipendenti che ha, il doppio. Un comune più piccolo, il doppio. Questo è un criterio, no? Magari l'autonomia finanziaria del comune. E quindi ci sono una decina di criteri importanti che possono essere assunti da tutti come criteri di virtuosità, dove tu determini che è un criterio un comune più virtuoso o meno. Perché dico questo? Perché la ripartizione dei fondi statali, secondo il federalismo municipale, deve essere fatto con questi criteri. Cioè, tu ti comporti bene, tu hai i conti a posto, ottieni più risorse allo Stato. Ma quando l'hanno applicato questo criterio, approvato dal Parlamento, però decreto che è stato derubricato da questo governo, bloccato, perché quando andavano a approvare questi criteri di virtuosità, Padova aveva 50 milioni di euro e faccio un esempio, Bari magari ne aveva meno 50 milioni di euro. E allora ho detto, piano, questi qua tolgono via soldi al sud. Ma la virtuosità è questo, il federalismo è questo: se ti comporti bene ti do le risorse, se non ti comporti bene non ti do le risorse. Va bene. Avvicino il controllo della spesa al territorio. Per una persona matura penso che non servirebbe il federalismo. E invece ho cominciato a dire che le spese, le regioni sono spendaccione, i dati anche che vi diamo noi, base dati Istat, CGA di Mestre e studi fatti vi dimostrano esattamente il contrario, cioè che in regioni come il Veneto la spesa invece, la spesa pro capite è diminuita e non è aumentata anche per i grandi tagli che hanno fatto, cioè questi tagliano 500 milioni all'anno, cioè un euro per il Veneto. Non è che i tagli sono però 520 milioni lo scorso anno. Massimo Bitonci, se a Roma ci fosse una politica corretta non servirebbe il perché federalismo. Roma è la cloaca e noi dobbiamo continuare a mandare sono 70 milioni, 70 miliardi all'anno quello che i veneti mandano in tasse, no? Va bene. Noi riceviamo circa 54, 55, sono 15 milioni di euro il residuo fiscale, cioè i soldi che potrebbero rimanere a casa nostra, va bene, e invece vanno nella cloaca massima, va bene, la chiamo così, non voglio offendere nessuno, però quella dei ministeri è la cloaca massima, cioè vanno i soldi di tutti, va bene, e dopo non rimane più niente o poco per tutti quanti. Pensate che io stamattina stavo discutendo con altri in un'altra trasmissione nazionale su una questione relativa anche al governo e così. Stavano parlando della manovra di bilancio, la manovra finanziaria, va bene? Non mi ha lasciato intervenire, se no dicevo, ma scusate, parlate della manovra quando l'Istat l'altro giorno ci ha detto, va bene, che ci sono miliardi di entrate minori dal punto di vista fiscale, così. Voglio vedere come la fate la manovra quest'anno, cioè se il Veneto e la Lombardia e metto l'Emilia Romagna non pagano più, sono fortunati perché c'è un minimo di ripresa economica, cioè la fortuna, va bene, di questo governo politica è che la ripresa economica, che non è merito loro, sta avvenendo merito alle aziende venete, lombarde e dell'Emilia Romagna, va bene, e che quindi, ma nonostante questo, le entrate fiscali sono inferiori a quelle dell'anno precedente. Io credo, Massimo Bitonci, il concetto non fa una piega, il federalismo sarebbe l'ideale, però dico anche che se al governo ci fossero dei governanti seri, dividerebbero senza il federalismo in parte meritevoli quello che ognuno aspetta, solo che nella vita poi non è così, bisogna applicare determinate sicuramente. No, non sono così le regole del gioco, tanto che Padova, perché siamo in conclusione. Chiudiamo con Padova, 53 milioni di euro regalati al governo, abbiamo fatto l'anno scorso attraverso il professor Antonini ricorso al TAR del Lazio, abbiamo vinto, anche questo dico a questa amministrazione, andate avanti con questi ricorsi, che magari i padovani si trovano i 53 milioni che regalano, va bene, allo Stato dovremmo avere centrale. Che qualcosa in più dell'Europa, ma qui il discorso diventa ancora più ampio perché si può avere anche qualcosa di più dell'Europa. Senta Massimo Bitonci, lei è fiducioso quindi che la gente vada al di là del 50% a votare o ha qualche perplessità, nonostante vi stiate adoperando tutti, state facendo un gran lavoro perché la gente vada a votare? I sondaggi che abbiamo sono superiori al 50%. Quindi già adesso. E quindi siete fiduciosi? Io sono sicuro che nel prossimo mese che passa, perché ovviamente la gente, sappiamo come funziona, è negli ultimi settimane, negli ultimi 15 giorni che si
che esce la motivazione. La domanda che le faccio è la seconda invece, perché sono fiducioso. Passerà questo referendum, vincerà il sì, questo non c'è dubbio, se passerà. Zaeva a Roma chiede, prima di ottenere ci vorrà del tempo al primo passo. I cittadini veneti cosa diranno fra 5 anni che non hanno visto nessuna differenza? No, io penso che la differenza ci sarà, perché il governo sarà costretto, magari senza partire subito dalla materia fiscale, ma iniziando dalla scuola, iniziando dalla formazione, iniziando dai servizi, proseguendo per la sanità e così, di avere insomma soddisfazione su altre materie. Dopo che sappiamo che il tema fiscale è un tema delicatissimo, su questo però devo dire che se il Veneto comincia a chiudere i rubinetti, conviene anche allo Stato nazionale dire: io vi passo le competenze, vi passo anche delle spese e vi trattenete una parte delle tasse. Ecco, penso che alla fine il conto diventa sempre più positivo a livello nazionale, perché il volano e questi sono studi che abbiamo fatto, il volano che si crea quando è la Regione Veneto e i veneti che spendono i soldi è diverso rispetto a quello nazionale, cioè il ritorno in termini di prodotto interno lordo, di PIL, è superiore. Senta, siamo in conclusione. Credo abbiamo chiacchierato in maniera molto ampia di molti temi e sicuramente tutti importanti. Le do un altro minuto dove può dire tutto quello che vuole alla nostra telecamera prima di salutarla e ai nostri telespettatori. No, io mi concentro sul referendum. È molti anni che se ne parla sia a livello politico che a livello amministrativo, ma anche a livello culturale, no? Perché qualcuno dice: ah, cosa c'entra la cosa culturale? No? Quando facciamo le serate, per esempio a Noventa, una poesia in lingua veneta, un professore ha spiegato la storia della Serenissima, ecco, quindi c'è un tema anche, insomma, importante di carattere culturale, però c'è un tema politico e amministrativo della nostra regione importante. Vogliamo avere maggiore autonomia, ce lo meritiamo, sono soldi nostri, non sono soldi degli altri, sono soldi nostri. Io penso che un veneto ha il dovere di andare a votare, che decida quello che decida, ha il dovere di andare a votare. Io auspico che, come sarà la maggioranza assoluta, voti sì. Il 22 ottobre non ci sono scuse. Per fortuna non l'hanno fatto in agosto, perché da questi qua potremmo aspettarci anche, come hanno fatto le elezioni amministrative, che è fatto in ottobre, e quindi in ottobre, insomma, tante ferie non ci sono, ecco, e quindi cerchiamo di andare a votare. Quindi mi raccomando, guardate, andate a votare e convincete i vostri amici e portateli a votare, perché è un'occasione che non si ripeterà mai più. Grazie Massimo Bitonci. Buonanotte a tutti. Io saluto i nostri telespettatori dando appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte.